e chiude anche il vincitore dell'ultima edizione, Santo Siciliano. Intanto in pista abbiamo il numero 12, Michele Serafino, Renault Clio, classe A3. Eccolo, Michele Serafino. Quarto Ivan Pisacane, vincitore 2 mesi fa dello slalom pista salentina. E ultimo si classificò, meglio, non ultimo, quinto della nostra graduatoria, Albino Pepe. Questo 2 anni fa, il 4 di maggio. Questa è la 32esima edizione, lo scorso anno non si è disputata la 31esima e quindi partono i primi 4: Martina, Leone, Pepe, De Donno. Giovanni e Chiara. E mentre i primi 4 stanno disputando la seconda manche, abbiamo i tempi della prima manche. Grazie ai cronometristi salentini della sezione di Lecce, quindi Gianluca Martina 2:44 e 34, Armando Leone 2:52 e 97, Alessandro Sergio Pepe 2:42 e 5, Alessandro De Donno 2:56 09. Questi tempi della prima manche dei 4 piloti che stanno adesso disputando la seconda manche. Intanto entrano in pista gli altri 4. Quindi andiamo a vedere il miglior tempo di questa prima manche. Dovrebbe essere un po' di suspense, dovremo fare un controllo velocissimo, spero di non sbagliare, ma secondo i nostri rilevamenti il miglior tempo della prima manche è di tempo strepitoso 2:32 e 9, 2:32 e 9, un tempo strepitoso per Questi sono i rilevamenti alla conclusione dei 2 giri cronometrati della prima manche. Quarto dovrebbe essere Mario Vincenti con il tempo di 2:42 e 2. Quinto Sergio Pepe 2:42 e 5. Però ripeto, sono rilevamenti alla conclusione della prima manche. Stiamo effettuando la classifica così su chiude il tempo Santo Siciliano, eccolo velocissimo, 2:32, un tempo incredibile, veramente un tempo strepitoso. Ed ecco che prosegue il secondo giro Antonio Branca nella prima manche 54 e 28, ed ecco giungere Leonardo Crisi Giovanni numero 10 nella prima manche 2:44 e 2. Il leader pronto
prosegue, secondo giro cronometrato, guardate, si scompone, va fuori pista Santo Siciliano, velocissimo, sta rischiando il tutto per tutto, forse ha saputo del suo tempo strepitoso e quindi ormai sa di avere una grossa porzione di prima posizione in tasca di vittoria e quindi adesso sta sparando le ultime cartucce. Ormai siamo alle ultime curve del secondo giro, purtroppo si trova davanti a sé un più lento Leonardo Crisi Giovanni Opelastra, la stessa Santino Siciliano. Vediamo se assisteremo al sorpasso in questo secondo e ultimo giro. Ecco, traiettoria interna sul cortolo interno nel tentativo di superare Leonardo Crisi Giovanni. Vediamo che passa addirittura all'interno, ma leggermente sul prato. Santino Siciliano supera il numero 10 che era davanti a lui. Intanto si chiude per Antonio Brasca, si chiude anche per Santo Siciliano, chiude anche Leonardo Crisi Giovanni. Abbiamo assistito al sorpasso non proprio ortodosso di Santo Siciliano che ha superato Leonardo Crisi Giovanni, partito da Antonio Brasca. Si chiude anche per Santo Siciliano, chiude anche Leonardo Crisi Giovanni. Abbiamo assistito al sorpasso non proprio ortodosso di Santo Siciliano che ha superato Leonardo Crisi Giovanni, partito davanti a lui. Prova di velocità, mentre 6 hanno preso parte alla prova di regolarità. Ben 24 piloti per questa 32esima. Alternatore.